Il ragazzo l'ho trovato giù, dispiaciuto per quello che è successo, insomma. Si è trattato naturalmente di una disgrazia, è molto provato il ragazzo. Giovanissimo, incensurato, Alessandro Giovanardi, il 23enne di Carainati, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della studentessa Miriam Ciobanu, ha incontrato in mattinata a Santabona il suo difensore, l'avvocato bassanese Luca Milano, provato dal peso della responsabilità per la morte della ragazza, provato dall'esperienza del carcere in cui è rinchiuso dopo l'arresto, ha raccontato al difensore quei drammatici istanti. La ragazza l'ha vista all'ultimo momento, praticamente l'ha vista al momento dell'impatto, ecco qua, non l'aveva vista prima, non l'aveva assolutamente vista prima, anche perché la strada non era illuminata, era di notte e non ci sono marciapiedi, insomma, su quella strada, insomma, non c'era nient'altro, ecco. In più, come ha detto il ragazzo, ecco, qua si tratta di una strada in discesa, insomma, quindi dove, insomma, dritta, insomma, dove si tende effettivamente ad andare veloci, ecco. L'auto condotta dal 23enne andava ben oltre i 60 km orari previsti in quel tratto. La velocità è al vaglio dei carabinieri. È ipotizzabile che la vettura abbia raggiunto in quel punto addirittura i 130 km all'ora. Giovanardi è risultato positivo, oltre che all'alcol, anche ai cannabinoidi, ma l'assunzione rilevata dall'esame del sangue, afferma il ragazzo, sarebbe avvenuta in precedenza. Lui nega di aver assunto stupefacenti, insomma, in quella serata. Proveniva da una festa di Halloween con gli amici, così ha riferito all'avvocato. Il tasso di alcol del giovane automobilista è risultato elevato, 1,5 grammi per litro, 3 volte il consentito. Aveva assunto sicuramente qualcosina, però non era sicuramente ubriaco, ecco. Il ragazzo era lucido, ricorda perfettamente tutto quanto. Lui sì, era uscito con gli amici, insomma, sì, era una festicciola, ecco qua. Tra l'altro una casa privata dove c'erano anche famiglie, dove c'erano anche una cosa tranquilla, ecco, diciamo così. L'udienza di convalida sarà fissata nelle prossime ore. Il ragazzo ripercorrerà l'incidente di fronte al GIP. Il suo difensore chiederà una misura alternativa alla detenzione. Sicuramente questa qua, insomma, verrà richiesto, insomma, però ancora non sappiamo, insomma, che misura, se e quale misura abbia chiesto il pubblico ministero.